Tra pochi minuti, appena sarà pronto, inizieremo la distribuzione di vin brûlé e ceci bollenti. Continueremo nell'opera di beneficenza che guida da sempre l'associazione Amici di Levata. Siamo a Levata di Curtatone e anche quest'anno torna il Brusemma alla Veccia. Quest'anno il Brusemma alla Veccia 2020 ovviamente. Queste iniziative noi come associazione Amici di Levata, ormai nata da diversi anni, da ex quarantenni, ormai quasi cinquantenni, organizziamo eventi nel nostro paese per raccogliere fondi per poi destinarli alla beneficenza. Chi nella vita è stato meno fortunato di noi. Ci piace, ci divertiamo e riusciamo a fare del bene. Quindi davvero è una soddisfazione farlo, una soddisfazione avere sempre tantissima gente, sempre di più ai nostri appuntamenti e davvero quest'anno poi quando abbiamo consegnato alle varie associazioni che poi direttamente sul campo aiutano quelli che hanno più bisogno, abbiamo destinato 25.000 euro, per noi è stata una gioia immensa. Quindi io ringrazio ovviamente chi ci sostiene, alla Polisportiva Levata, al Comune di Curtatone, a tutti gli sponsor degli Amici di Levata, soprattutto agli Amici di Levata, alle loro famiglie, perché comunque il tempo lo togliamo al nostro lavoro, alle nostre famiglie, ma però davvero quando poi si riesce davvero a divertirsi ed aiutare gli altri è una soddisfazione. Quindi ovviamente il ringraziamento più grande va alle persone che vengono ai nostri eventi, ci sostengono e ci apprezzano, quindi grazie davvero. Abbiamo un fantastico orso a grandezza naturale che ricorda l'orso di Mascia, dove tutti i bambini possono fare la stupenda foto ricordo e stanno arrivando le fantastiche befane che a Levata abbiamo solo noi perché abbiamo le montagne all'Alvada e quindi le befane di montagna le abbiamo solo noi. 4 belle bruttissime befane. Stiamo servendo fiumi di vin brûlé, oltre 120 litri ne abbiamo preparati, ci sono 25 kg di ceci, il panettone, insomma la tradizione c'è tutta e veramente noi ce la mettiamo tutta per stare bene insieme e per aiutare gli altri. La vecchia di oggi è alta circa 10 metri, è creata principalmente solamente da fascine legate a mano ancora come una volta e da sfalci raccolti lungo i rivali delle strade proprio come avveniva una volta. Propiziatorio, noi non siamo agricoltori però ormai è una tradizione appunto padana e mantovana, quella della vecchia, è propiziatorio per l'agricoltura, quindi ci si augura a tutti ovviamente un gran buon anno. Sono stati impegnati almeno 40 volontari per creare questa pila di legna e altrettanti sono impegnati stasera qua alla distribuzione appunto del vin brûlé e dei ceci e nel tenere appunto in sicurezza tutta l'area e quindi insomma davvero un impegno importante ma per qualcosa di importante.